pronti alla morte l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Il 21 dicembre del 2007 abbiamo eliminato i confini. Na ramenih smo nosili zapornice in na zdravljali na mejnih kamnih. V koš smo metali prepustnice ali pa jih spravljali v predal za spomin. Ora mi chiedo, abbiamo eliminato anche i confini culturali, quelli nella nostra testa? Forse sì. Almeno in parte. Allora è tutto a posto. Kaj pa zdaj? Meje so izginile tako fizično kot mentalno, a vendar imam občutek, da mi še vedno nekaj manca. Spesso non conosciamo nemmeno i vicini che stanno al di là del confine inesistente. Questo si nota soprattutto in paesi quali San Floriano e Hum, Plessiva e Medana, Vencò e Neblo, Sant'Andrea e Vertoiba, Rupa e Miren. In questi luoghi a volte il vicino di casa straniero, nonostante la vicinanza geografica, sembra più lontano di quello che sta al di qua del confine. Non è forse così? Certo che lo è, e dobbiamo ammetterlo. In kaj nam manjka do tega, da bi tudi oni sosed postal ravno tako sosed, kot je ta recimo, ki sedi danes tu ob meni. Komunikacija, komunikazione, klepet, chiacchierata, pogovor, dialogo, spoznavanje, conoscersi, sodelovanje, collaborazione, soustvarjanje, creare insieme, skratka soočanje, insomma, un confronto. Nismo neposredno comunicirali, ker nismo clepetali, poiché non abbiamo chiacchierato, non abbiamo mai dialogato, ker se nismo pogovorili, se nismo spoznali. Così non abbiamo saputo niente delle ambizioni, delle paure, dei desideri e dei sogni del nostro potenziale interlocutore.
A vendar smo naprej, vsak zase, živeli svoje socialno, kulturno, gospodarsko, ekonomsko življenje na eni in na drugi strani nekdaj obstoječe meje. Forse vi starete chiedendo perché ho parlato al passato. Perché oggi finalmente inizieremo a dialogare un po' così, tanto per iniziare. In to bomo storili z različnimi gosti, takimi, ki so svoj klepet začeli že zdavnaj in stkali vezi plodnega sodelovanja. In takimi, ki so včasih te vezi pretrgali, vsaj delno. Altri ancora hanno percorso il proprio cammino verso il successo, ognuno sul suo lato del confine inesistente. In če na ta biserček zemlje pogledamo z ptičje perspektive, sploh ne opazimo meje. Druži ga ista geografska podoba in prestižnost istih sadov. Solo se sapremo superare la gelosia reciproca, la paura della concorrenza e un'insana competitività, se bomo v svetu lahko predstavili s kakovostno, a predvsem raznoliko ponudbo, ki bo lahko zadovoljila še tako zahtevnega obiskovalca. Si può comunicare in modo verbale e non verbale, oralmente e in forma scritta. Quando la comunicazione si svolge a senso unico, non si parla più di comunicazione, ma di trasmissione di messaggi. Non si comunica, quindi bensì si trasmettono messaggi tramite lettere, schermi televisivi, radio e giornali. La caratteristica della trasmissione dei messaggi è l'unidirezionalità della percezione e quindi dello svolgimento della comunicazione. Letos se druga izvedba kulture s C-jem ali K-jem odvija v Števerjanu. Zato smo se v tem prvem poglavju odločili, da v začetnem pogovoru predamo besedo prav mlademu Števerjancu Damjanu Klanščku, glavnemu uredniku Števerjanskega vesnika in odgovorni urednici briškega časnika Luciji Prinčič-Trpin. Lep pozdrav vsem, lahko prisedete. Torej, kako
bi publiki na kratko predstavila svoj časopis, Damjan? Dobro večer vsem. Števerjanski vesnik je glasilo Društva Frančišek Borgia Sedej. Izhaja 4-krat letno, spomladi, poleti, jeseni in pozimi. Ima navadno 30 strani in obsega 530 izvodov. Števerjanski vesnik dobivajo vsi števerjanci, tako v Števerjanu kot tudi v tujini, brezplačno. Izhajamo pretežno v Števerjanu, 45 izvodov pošiljamo v Slovenijo, nekaj pa tudi v Združene države Amerike, v Avstralijo in v Avstrijo, pa tudi Anglijo. V Števerjanskem vesniku beležimo vse dogodke Števerjanske vasi in predvsem društva Sedej. Kaj pa briški časnik, Lucija? Jaz ga imam kar s sabo. To je naš briški časnik. Izhajamo v 2750 izvodih, dobijo ga brezplačno vsi prebivalci oziroma vsa gospodinjstva Goriških Brd. Pošiljamo ga tudi v zamejstvo in v tujino. Ti so ga tudi najbolj veseli, mislim, ga radi spremljajo, ker jim prinesemo delček Brd v daljne dežele. Tudi mi izhajamo 4-krat letno in sicer spomladi, poleti, jeseni in pozimi. Pokrivamo pa razne rubrike. Najprej imamo občino, kjer pišemo o občinskih novicah, potem so tu dogodki, gospodarstvo, ker smo na kmetijskem področju, so tu kmetijski nasveti, kultura in čestitke, kjer čestitamo vsem bricam starejšim od 90 let, križanka, misel, tako da zaobsega res eno tako pestro dogajanje v Brdih in posebnost briškega časnika je pa tudi tema 3-mesečja. To je ena tema, ki se potem konkretno opisujemo posamezen sklop, za katerega se v uredništvu odločimo, da bomo o tem pisali. Super. Verjameta, da bi bila vajna časopisa bogatejša, če bi spet sodelovala, ali so morda bralci še vedno preveč vezani na svoj ožji prostor, Lucija? Mi smo že sodelovali, še preden je meja padla, smo imeli rubriko iz zamejstva in so nam iz Števerjanskega vesnika pošiljali članke. Tudi zdaj moram priznati, da mi še vedno pišemo o zamejstvu, zato ker te ljudje se tako povezujejo, da mi še vedno je ogromno dogodkov, ki so povezani in o tem tudi pišemo. Nimamo pa posebne rubrike iz zamejstva. Lahko bi spet to uvedli, ravno prejle sva se tudi midva že pogovarjala, tako da sva že predčasno navezala stike, da bi mogoče bil kakšen časopis v manjšem obsegu, mogoče 4 strani, ki bi pa povezal vse brice na vseh straneh, ampak to je stvar dogovora, stvar financ in tako naprej. Damjan, kaj misliš ti? Ja, prav tako se strinjam z Lucijo. Že pokojni gospod Ciril Trpin in Marjan Drufuka, ko je bil on glavni urednik vesnika, sta dala ta predlog, da bi nastal en skupni časopis, ki bi izhajal na tem in onem kraju meje. Do tega pač ni prišlo zaradi različnih, po mojem mnenju, nivojev naših časopisov. Pač Števerjanski vesnik je brezplačen, delujemo prostovoljno, največje mladine v društvu in v vesniku, torej mislim, da nivoji so različni, tudi ker je briški časnik, ki podpira pač občina Goriška Brda in izhaja, kot smo slišali, tudi v večjem številu. Considerando esclusivamente il punto di vista economico, i vostri periodici riuscirebbero a sopravvivere, Lucia? Zdaj tako, naštimati bi ga mogli, da bi preživel. Mi deloma se tržimo, ampak to je zelo minimalno, tako drugače nas podpira res občina Brda. Mogoče bi morali dati kakšno naročnino ali kaj podobnega, da bi potem preživeli. V trenutni situaciji, tako kot smo zdaj, verjetno, da ne bi brez podpore. Drugače bi se mogli. Damjan? Sì, come ho già detto prima, operiamo totalmente gratuitamente e svolgiamo un volontariato sul nostro settore. Penso che il soldo, la valuta sia solo un mezzo per comprare la carta, il toner per la stampante e di pagare i bollettini postali che ci consentono di andare avanti. E quindi un sincero grazie a tutti i lettori e a tutti i fan del nostro Vesnik
per tutte le loro offerte che ogni mese ci portano. Grazie. Naslednja vprašanja pa so zaprtega značaja, tako da bi vaju prosila, da odgovarjata samo pritrdilno oziroma nikalno. Vajeni mladi sodelavci dobro pišejo, Damjan? Ja, seveda. Lucia. Odlično. Legge il periodico del suo collega, Lucia? Redno. Damjan? Ja. Sta se kdaj povabila na obisk uredništva, Lucia? Midva še ne, z Marjanom pa. Ja, midva še ne. Pa bi se, Seveda. Seveda, ja. povabita se. Dobrodošel na naslednjem sestanku. Hvala. Elenkate, applaus, seveda. Elencate 3 doti che un buon direttore responsabile deve avere nel Coglio e nel Brda. Damian. Leadership, un giusto rapporto con i miei collaboratori e un buon potere organizzativo. Lucia. Biti mora potrpežljiv kot vsak urednik, poznati mora področje, kjer piše in sodelovati z vsemi brici. Kateri nasvet pa bi dala svojemu kolegu uredniku, Lucia? Naj še naprej tako dobro ustvarjajo, s tem prostovoljstvom naj nadaljujejo in jim želim še veliko dobrih številk. Damjan? Jaz bi rekel, da v tvojem uredništvu nikoli ne reci saj to bo že, kdo drugi pomislil, vse obdrži pod kontrolo in tako bo časnik redno izhajal in bo se Super uspešen. nasvet. Tako torej z nami sta bila Damjan Klanšček, glavni urednik Števerjanskega vestnika in Lucia Prinčič-Trpin, odgovorna urednica Briškega časnika, redattore responsabile della rivista Briški časnik. Hvala lepa obema. L'essere umano non può fare a meno di comunicare. C'è da dire che la comunicazione indiretta è spesso fonte di malintesi, mentre con un dialogo diretto possiamo evitare che le informazioni vengano interpretate male. Dialogando possiamo influire positivamente sul nostro interlocutore.
In senso lato possiamo influire sullo sviluppo dell'ambiente o, come nel nostro caso, del territorio. E secondo la mia opinione ciò non vale solo per il nostro territorio ma anche per quello più vasto che condividiamo. Z nami so Robert Prinčič, predsednik konzorcija Koljo, Matjaž Četrtič, vinar iz Brd, Luigi Soini, direktor Krminske zadružne kleti in Iztok Mikulin, enolog kleti Dobrovo. Lep pozdrav vsem in dobrodošli. Razlikovanje med blagovnima znamkama Brda in Koljo vam prinaša prednosti ali ne? Mikulin, prosim. Rekel bi, da vsekakor prednosti. To pa zaradi tega, ker če pogledamo tako, to pomeni, da ljudje poznajo tako blagovno znamko Koljo kot blagovno znamko Brda. In to mislim, da je zelo pomembno, ker na ta način ločijo med tema dvema dela majhnega teritorija, ki leži tle v naši neposredni bližini. No, mogoče so se s tem srečali kot turisti, ko so obiskali to področje, se udeležili kakšne prireditve, mogoče uživali v enogastronomski ponudbi ali pa celo kje daleč se srečali z bogato ponudbo vin teh dveh blagovnih znamk in na ta način spoznali, da je to področje zelo homogeno, da je klima, zemlja in konfiguracija terena zelo podobna, hkrati tudi karakter ljudi in marljivost teh ljudi. In to so osnovni elementi, ki so najbolj pomembni za kvaliteto tega tako imenovanega žlahtnega produkta tega področja, to je vino. Mogoče v preteklosti nas je ta državna meja nekoliko bolj ločevala, ampak danes te meje ni več v Evropi in nastali so pogoji, da iščemo sinergije, kako bomo poiskali neke prednosti in ti dve blagovni znamki še bolj obogatili in jih v bodoče še bolj učvrstili. Hvala. Che ne pensa lei, Soini? La distinzione tra i marchi Brda e Koljo porta dei vantaggi? Può portare dei vantaggi come degli svantaggi, perché Brda e Collio sono due nomi di due zone, mentre nelle due zone vengono coltivati i vitigni, viene coltivato il Tokaj, la Ribolla, il Pinot Grigio, il Pinot Bianco, pertanto far colimare le due cose è un po' più difficile. Na tej strani kaj menite? Ja, v bistvu se strinjam z mojimi sogovorniki od prej, ampak mogoče bi lahko odgovoril na dva načina. Brda in Koljo v Italiji lahko rečemo, da smo dosegli Brici z našim poreklom, da smo vsaj enakovredni Kolju. In to je edina država, kjer to uspemo doseči. Medtem ko v mednarodnem nivoju, v mednarodnem merilu pa še tega nismo dosegli in nas čaka še kar nekaj dela, ampak se trudimo in smo zelo uspešni. Konec koncev smo dosegli, da se briška vina prodajajo v vseh najboljših restauracijah po celem svetu. Prinčič. Dire che ci portano dei vantaggi è un po' strano, diciamo, come situazione. Vero è che effettivamente il territorio è uniforme, ci sono due marchi però, allo stato attuale ci sono ancora due marchi, c'è il marchio Koljo e c'è il marchio Brda. Chiaramente il territorio però è sicuramente unico, pensare a dei vantaggi o svantaggi è difficile, insomma. Oggi c'è questa convivenza, poi si vedrà. Robert in Matjaž, vidva sta tudi poslovna partnerja, primer uspešnega, torej čezmejnega sodelovanja in skupaj stekleničita vino Sine Finis. Izbira lokacije za današnjo prireditev je primer mogoče nelojalne konkurence, Matjaž? Ne vem, jaz sem bil začuden, ker ste izbrali to lokacijo, ampak jaz nisem nič pod tem. Robert. È nasce regisserca, la nostra regista era colpevole di tutto, per cui è pura casualità, credo. Cosa rappresenta il Koljo nel mondo, Soini? Una domanda molto grossa, cosa rappresenta il Koljo? In sintesi. In sintesi, direi quasi nulla nel mondo. Kaj pa, Mikulin? Mene najbolj mislite za Brda, ne? Ja. Kot blagovno znamko, se pravi... Brda v svetu.
brda v svetu, to je področje, ki je v Sloveniji. Ne. Mogoče za neposredno bližino, ne, Brd, tako ta vzhodni del severne Italije in pa območje Avstrije, ki Brda recimo bolj poznajo zaradi bližine, poznajo to kot neko lepo področje, ki je tudi turistično zanimivo in v bližini tudi drugih zanimivih turističnih točk, hkrati pa znano po zgodnih češnjah in pa drugem sadju in ne nazadnje po dobrem vinu. V svetu je pa tako, ne, da ko preslikamo te, bi rekel, področja, ki so, ko jih doma gledamo, ki izgledajo velika, ko jih preslikamo na svetovno merilo, vidimo, da smo zelo majhni. Tudi Slovenija kot taka, kot celotna vinogradniške površine predstavlja zelo majhen potencial, ampak pomembno je, tako kot je rekel Matjaž, trdo delo in ponesti v bistvu ta vina na prestižna področja oziroma dežele in se tam tudi potrditi. Matjaž, kaj še niso Brda v svetu? Še dosti, ne, ampak kot sem rekel, ne, Brda so majhna, iskati moramo različnost, iskati moramo ekskluzivnost in tako kot naši športniki predstavljajo našo državo z izrednimi uspehi, skušamo tudi mi z našo unikatnostjo delati enako. Soini, il Collio cosa non rappresenta ancora? Il contrario di quello che ho detto prima. I vini DOC, Collio o Brda avrebbero la stessa qualità se fossero prodotti con uve provenienti dall'altra parte del confine, Mikulin? Ja, kot sem že prej rekel, tisto, kar najbolj vpliva na kvaliteto vina v prvi fazi je ravno to, ne. Genetski potencial sorte, klima, zemlja, način dela v vinogradu, potem pa smo dejansko odgovorni tisti, ko to grozdje dobimo v klet in ga donegujemo v vino. Zdaj, ali tle, ali tam, tehnologija danes praktično zelo hitro galopira naprej in odvisno je od tega, koliko smo inovativni, koliko iščemo neke nove prijeme, iščemo neko novo kvaliteto in smo pri njej vztrajni in jo tudi potrošniku ponudimo, ga navdušimo in na ta način osvajamo neke nove potencialne kupce. Lei Soini che ne pensa? I vini DOC del Collio o Brda avrebbero la stessa qualità se fossero prodotti con uve provenienti dall'altra parte del confine? Certo, perché se noi pensiamo, lo avete detto prima, il Collio è una zona, è un confine artificiale, non è un confine naturale. Abbiamo le Alpi verso la Francia, verso l'Alto Adige, sono dei confini naturali. Qui abbiamo un confine artificiale. Infatti la lepre può passare la capezzaglia da una parte all'altra e mangia la stessa uva. Senza la prepostenza. Senza la prepostenza e senza che nessuno gli dica niente. Pertanto il terreno è lo stesso, se l'uomo lavora nella stessa maniera e ci sono sopra le stesse varietà, non c'è differenza dei propri vini. Naslednja vprašanja so zaprtega tipa, zato bi vas prosila, da na nje odgovarjate pritrdilno ali nikalno. Na sejmih je na vaših predstavitvah tudi beseda Brda oziroma Collio ali jo izpustite? Mikulin. Beseda Brda. Soini. Sì, noi utilizziamo la parola Collio. Esclusivamente Collio o anche Brda? No, solo Collio. Solo Collio. Četrtič. Vedno Brda in včasih še Slovenija zraven. Prinčič. Sì, usiamo la parola Collio, chiaramente essendo un brand, essendo un marchio, usiamo questa parola. Nel mondo dei vignaioli c'è invidia, Soini? Ma purtroppo sì. Guardi, allora a proposito di questo le dico una cosa. Estrema sintesi, in estrema sintesi. Una domanda chiusa. Sì. E tanti anni fa, nel 1981,
si pensava di mettere insieme le persone per non avessero invidia. Ho visto che era più facile mettere assieme un vigneto di 900 uve di tutto il mondo che sono andate d'accordo che non gli uomini. Ecco. Mikulin. Sigurno, da je, ampak dalj cajta, ko se ukvarjamo z njo, več zgubljamo. Potrebno je realno oceniti stvari in iti naprej. Pritrdilno ali nikalno, Matjaž? Pri tistih, ki razmišljajo na majhno. Prinčič. Se strinja z Matjažem. Kot vinarji se počutite bolj pridne ali bolj nevoščljive? Mikulin. Pridne. Soini. In quanto vignaioli vi sentite più bravi o più invidiosi? Personalmente più bravo. Bravo. Matjaž. Enako. Prinčič. Siamo un po' monotoni, però tutti quanti bravi, quindi Obljubite, da bo dialog med Brdi in Koljom odslej še boljši, vsaj kar vas zadeva od danes naprej. Poglejte me v oči in mi odgovorite. Prinčič. ma io credo di sì, mislim da je apsolutno. Četrtič. Jaz mislim, da smo dali eno idejo vsem malo za zalet, kako bi lahko zaledalo vnaprej to področje. Soini. Noi siamo sempre andati d'accordo, già da 40 anni fa, non abbiamo mai avuto contrasto con la Brda. Ci sono testimonianze. Mikulin. Vsekakor. Sono stati con noi Robert Prinčič, presidente del Consorzio Collio, Matjaž Četrtič, imprenditore vinicolo del Brda, Luigi Soini, direttore della cantina produttori Cormons e Istok Mikulin, enologo della cantina Dobrovo. Hvala lepa, grazie a tutti.
Karizma je sposobnost jasne in vizionarske komunikacije, katere sporočilo je navdihujoče in pritegne ter motivira druge posameznike. Karizma izvira iz vrednot in občutkov. O njej je govoril že Aristotel, ki je trdil, da moramo, če želimo prepričati ljudi, uporabiti močne argumente, vzpostaviti osebno in moralno kredibilnost in v ljudeh prebuditi čustva in strasti. Iz karizme izhaja tudi karizmatično vodenje, ki vključuje predvsem sposobnosti, ki se jih lahko naučimo oziroma jih lahko izboljšamo z vajo. Takšen način vodenja vpliva na upe, ideale in jih navdihuje. Con noi abbiamo Joško Sirk, ristoratore, titolare del Centro per il Turismo Verde La Subida, Sebastian Mauric, imprenditore del Brda, responsabile delle attività presso la Casa Marica del complesso turistico Belica, Vesna Valentincic, imprenditrice e titolare dell'Albergo San Martin, e Ariana Suhadolnik, direttrice dell'Istituto Turismo, Cultura, Giovani e Sport del Comune di Brda. Buonasera a tutti e benvenuti. Osservando dall'alto le piste ciclabili del Coglio e di Brda, lungo il confine possiamo notare dei vicoli ciechi. Ciò è sinonimo della mancanza di collaborazione, Sirk? Osservando i bei percorsi che il Brda ha fatto per andare a piedi, sì, osserviamo che questi non arrivano mai sulla linea dell'ex confine. Skupina Američanov pride v Brda za teden dni. Obisk Ljubljane, Trsta, Benet, ki je poleg Brd njihov cilj. Njihove želje pa so še kolesarjenje, šoping, ogled naravnih znamenitosti, enogastronomija. Je to, upoštevajoč današnjo ponudbo, uresničljivo, Suhadolnik? Ja, prav gotovo. Izbrali so najboljšo in najbolj optimalno lokacijo. In če se navežem na prejšnji versus, ko smo ugotavljali, da Brda v svetu ne pomenijo nič, nekaj že pomenijo, če so nas Američani našli. Tako da čestitam, da so pri nas. In glede na lokacijo naše čudovite dežele, ki se nahaja v srcu Evrope, kjer imamo v radiusu 100 kilometrov dosegljivo čisto vse, kar turisti danes iščejo, ko smo 25 kilometrov od najbližjega letališča, v radiusu 100 kilometrov imamo Večja, Venecija, Ljubljana, 50 kilometrov do smučišča, 25 do morja, na eni strani krasno Sočo, na drugi Padsko nižino. Pri nas pa najboljša vina, odlično gastronomijo, krasno klimo, ki omogoča celoletni turizem. Ja, tukaj lahko počnejo prav vse. In če ste me vprašali za šoping, evo, imamo Trst, Palmanovo, Vileze, Udine, na drugi strani Ljubljano. In zagotovo se lahko celo z letalom zapeljejo v Rim, Pariz ali pa London in se zvečer vrnejo. Valentinčič. Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da marsikakšen Amerikanec je ostal presenečen nad našo majhnostjo in raznolikostjo. Zato tudi mislim, da je to izvedljivo, s tem, da pri vsem tem smo važni ljudje. Tisto končno noto, kaj bo doživel, kako bo šel, je odvisno od nas samih. Mauric. Ja, sigurno je izvedljivo. Vse te stvari so pač dejstvo, da so tukaj okrog. Odvisno pa je sigurno od nas samih in pa tudi od tega verjetno, kje bi te Američani začeli
to turo, ne? In kam bi se poleg ta tura razvila, ali bi dejansko videli to najboljše, kar se da videti, govorimo o celem območju, ali bi naleteli na kakšno tisto slepo ulico na meji in bi mogli pol obrniti. Sirk. Že vi ste rekla, da pridajo z namenom, da bojo šli v Ljubljano, da bojo šli v Benetke. To se pravi, da hvala Bogu smo interesantni in zato nekateri so že prišli, sami ne upamo jih gostiti. To je prva stvar, ki predlagam, je, da si vzemamo meje, ma ne samo bivšo mejo med Italijo in Slovenijo in to, kar je bilo do zdaj govorjeno, ma tudi mejo, da mislimo, da Brda končajo, oziroma se začnejo na Soči, na Idrci in da če dat ni Brda in da za Italijane Medana niso Koljo in da Slovence Subida niso Brda. Dokler ne bomo šli mimo tih pojmovanj, ne bomo zadovoljili tiste Amerikance. Poleg tega moramo jasno misliti, da če mislimo na te Amerikance, lahko, da bi si želeli, da kdor pride po njih na letališče, da pride z enim opremljenim avtobusom ali avtom, da ima primerno kulturo za jih spremljati na teritorij. In teritorij, naš teritorij, mi smo majhni po zgodovini, po naravi, po DNA, zato je bila Marija Terezija in je razlastila za vse reči. To ne sme biti ne ena nesreča, eno zlo, niti ena velika ponosnost. To mora biti baza, na katero začeti graditi. In da lahko majhni postanejo interesantni, je to, da so oni osebnosti, da so interesantni kot taki in da med njimi so povezani. To se pravi, da tem Američanom ne smemo misliti, da bomo ponudili veleblagovnico iz Vileša, bomo malo težko jo prepričati. Je bolje, da jim na primeren način razložimo naše artiste, da jim razložimo osebnosti našega vina, da jim razložimo osebnosti naše gastronomije, da jo sprejmemo na kakovosten način, da to, kar smo zgradili za njih, ne samo za njih, za nas, pa tudi za njih, ki so bili piste od kolesarjanja ali te reči, da jo negujemo in da ne pustimo, da robida zrase in da imamo probleme, da če rabajo eno kolo, da ga najdejo, da če rabajo, da kdo jih pride po njih, potem, ko so trudni v Čedadu in pridejo s pulmanom domov, da to je organizirano, vse to, da bo jasno, nobena struktura turistična v Brdih ne more misliti, da bo delala sama, nobena. Ustvarjanje slovensko-italijanskega turističnega urada bi stroške zmanjšalo in učinek povečalo, Suhadolnik? Ja, zdaj gledano strogo ekonomsko nakazuje, da bi to bilo tako, vsaj kar se stroškov tiče. Drugače pa menim, da glede na izkušnje v zadnjem času nam manjka še kar nekaj. Predvsem nam manjka ena čvrsta komunikacija med deležniki turizma znotraj posamezne destinacije ali pa med obema, med samimi skupinami, ker turizem ustvarjamo po eni strani vinarji, sadjarji, medarji, potem so gostinci, zagotovo tudi lokalna skupnost in ta komunikacija mora biti zelo konsistentna. Predvsem se moramo vsi zavedati, kaj so cilji in z aktivnostmi vseh k istemu cilju se seveda ustvarjajo sinergijski učinki in do rezultatov pridemo hitreje. Ampak ta trenutek nam tukaj še nekoliko šepa, ne? Nekoliko slaba je odzivnost vseh akterjev tudi na neka skupna srečanja, na neke skupne dogodke in ko bomo tukaj naredili prvi korak, potem je lahko tudi skupni turistični center ena zelo dobra rešitev. Valentinčič. Ja, to so ene take sanje, bi rekli, ne, to mi imamo še kar nekaj let pred sabo za narediti, da pridemo do ene te točke, ker mislim, da sami pri sebi še nismo zreli za narediti ta korak in da nas ta meja, tudi če je več ni, je še vedno v lavah. Sicer je zelo lepo iti skupaj na te skupne prezentacije Brda Koljo, no, Sebastianom se lihkar odpravljava v Udine, kjer je ena taka predstavitev še dan zvečer, ampak bo še dolga. Tak dogodek, kakor je danes, je mozaik
v tem dogajanju in sama stroka, no, to nam res manjka. Mavrič. Ja, po moje zdaj tudi ta urad, ne vem, jaz ne vidim zaenkrat neke možnosti. Bolj se mi zdi pomembno to, da bi začeli mi med sabo nekaj delati, ne? Ker dejstvo je, prej smo si pogovarjali z Joškotom, da pač, da kakorkoli pogledamo, smo slabi. Ne? V svetovnem merilu smo slabi, vsi nas prehitevajo in tle pač je treba nekaj narediti. Ne? Pred 5 leti, ko sem bil ženo pri Joškotu, ko smo odprli Marico, če se spomnite, smo imeli neko idejo, da bomo naredili eno agencijo turistično, kjer bomo povezali vse noter in smo šli od Joškota, tako bi rekel, z dolgim nosom, sicer super večerjev nas je postregel, ne. Dobro, sej danes ta stvar nekako naša šla naprej, ima zdaj od tega, da bi dejansko nekaj skupaj naredili in mogoče bi jaz zdaj en tak izziv dal, no. Tle sigurno je Joško kot gostinc, še kdo med vami, tudi vinarji. In ena taka prilika, ki smo jo zvestno zdaj začeli, je v aprilu mesecu bi radi naredili en tak dogodek, kjer bi predstavili Brda in Koljo na kulinaričnem nivoju in na vinskem nivoju. In tle bi vabil pač vseh, da se tega udeležijo, če bo interes. Še Sirk? Torej bi bili druge dve delovni mesti, če to je ena dobra ideja, ena potrata, pogledajte vi. Mislim, poleg drugega imamo ene razvojne poglede, ki so popolnoma drugačne na eni in na drugi strani in zato mislim, da ni še čas za eno turistično skupno organizacijo, ampak bilo zelo interesantno, da se začne negovati en projekt v tisti smeri. Kukor majhen ogenj, kukor kadar imamo potrebo, da vino začne vreti, je treba jeti po glivice in mu pomagati. Dajmo si ustvariti eno majhno ekipo pametnih ljudi, da se začnejo redno srečevati, da začnejo redno debatirati te tematike, da začnejo počasi razčiščevati in na ti bazi ustvariti pogoje za eno skupno prisotnost. E perché secondo lei il turismo del vino non si è ancora sviluppato sufficientemente? Mi indichi 2 motivi, per piacere. Il turismo del vino... Allora, in Coglio avevamo avuto, nel Brda e nel Coglio, ovviamente nel Coglio di più per ragioni storiche, avevamo avuto una grande occasione di sviluppare il turismo del vino negli anni 90 a cavallo del 2000 che abbiamo perso. Abbiamo perso perché non ci abbiamo creduto, perché non abbiamo investito abbastanza e perché altri sono più furbi di noi. E se altri in quegli anni venivano da noi curiosi a vedere cosa diavolo c'è nel Coglio, nel Brda, che funziona, oggi sono più avanti di noi. Dico la Istria, dico la città di Cividale, dico il Sud Steiermark un po' prima addirittura. Quindi non dico che sia stata un treno perso, ma certamente è un argomento sul quale riflettere. E la riflessione è che non sappiamo dialogare con le istituzioni, fra l'imprenditoria e le istituzioni c'è un buco, uno scavo. Il mondo del vino ha vissuto una vita per conto suo e ha ritenuto fratello scemo il resto del territorio. Queste cose non sono delle disgrazie, sono delle constatazioni sulle quali dovremmo avere, e penso che ci siano le condizioni, per avere la serenità di riparlarne e di ripartire. Le seguenti domande sono di tipo chiuso. Voi 4 siete oggi qui riuniti per la prima volta a parlare di turismo, Suhadolnik? Sì o no? Oggi qui sì, però non è la prima volta che abbiamo già fatto qualche cosa insieme. Se vam ne zdi nekoliko nenavadno, da se srečate na taki prireditvi in ne okrog poslovnega tehničnega omizja, Mavrič? Ja, žalostno. Valentinčič? Sirk? Seveda, žalostno. Non vi sembra che sia ora che voi stessi, prima di altri enti, vi confrontiate e riflettiate su una migliore strategia comune per il turismo? Ottima idea. Eccolo,
Le sembra un'ottima idea. Mavrič. Sicuramente. Valentinčič. Se strinjam, samo to ni odvisno vse samo od nas štirih. Suhadolnik. Ja, nekje je treba začeti, res je. Z nami so bili Joško Sirk, gostinec, lastnik turističnega centra La Subida, Sebastian Mavrič, briški podjetnik, upravitelj hiše Marica v turističnem sklopu Belica, Vesna Valentinčič, podjetnica in lastnica hotela San Martin in Arjana Suhadolnik, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport občine Brda. Hvala lepa vsem. Una comunicazione correttamente indirizzata è essenziale per gestire con successo il territorio. Tramite essa è possibile armonizzare le opinioni, raggiungere obiettivi diversi e intrecciare, mantenere e modificare i rapporti interculturali. La comunicazione assertiva ci aiuta a esprimere senza timore le nostre opinioni, dimostrando al contempo rispetto verso i punti di vista e i desideri dell'interlocutore. Siamo assertivi quando abbiamo il coraggio di chiedere, prendere, parlare, fare, rifiutare, accettare, essere innovativi senza dipendere troppo dalle opinioni altrui. Jaz pa sem se odločila, da bom danes malo manj diplomatska, saj mi ne boste zamerili, ne? Med nami so štirje župani oziroma predstavniki in organizatorji so se odločili, da bosta za naslednji pogovor izžrebana dva. Jaz pa sem si enega že izbrala. Vas zanima, kdo je? Ja? To je Franc Mužič, župan občine Brda in izbrala sem si ga pač zato, ker je to edini župan Brd v Sloveniji. Gospod Mužič, prosim, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Za italijansko stran pa jih je kar nekaj in zato bomo enega izžrebali in izbral ga bo nekdo izmed vas v publiki. Imamo morda prostovoljca? Tu na tej strani bi rekla Andreja, da lahko izbiraš, tako ja. Chiuda gli occhi.
Luciano Patat, Občina Krmin, Comune di Cormons. Il signor Sindaco, prego. Prego, prenda il posto lì. Buongiorno, benvenuto. Vi state divertendo? Mužič. Patat, anche. Benissimo. Če bi lahko izbirala, bi bila raje vinarja, gostinca ali turistična delavca? Mužič. Najraje sem to, kar sem. A me piacerebbe essere il vignaiolo. Quante volte all'anno andate in Slovenia o in Italia, Patat? Tante volte. Quante? Quantifichi circa? 50. Kaj pa vi, Mužič? No, jaz bi lahko rekel, da grem tudi dvakrat, trikrat v Italijo, če ne drugega pa preko Italije v Novo Gorico. Tako da sem istočasno pa sem tudi vinogradnik in vinar in če ne drugega grem tudi obrezavati trte v Italijo. Kdaj sta bila zadnjič v Rimu oziroma v Ljubljani, Mužič? Malček mi je skoraj da nerodno reči, ko, moram priznati, kot briški župan, ne vem, če sem bil lansko leto, govorim za lansko leto, 4krat v Ljubljani. Raj delam tako, da s tistimi, ki igram določen špil, jih povabim raj na moj teren. V Brda. Brda tako. Super. Patat. Diciamo che a Lubiana fine settembre e a Roma i primi di novembre. Quando un amico che vive all'estero vi fa visita per alcuni giorni, lo portate anche oltre confine ed è questo una vostra priorità? Patat. Ma qualche volta lo porto anche oltre confine, naturalmente io devo far vedere prima le cose che possiamo offrire noi a Cormons, quindi la nostra storia, i nostri palazzi, le nostre chiese che hanno un pregio architettonico notevole e naturalmente lo porto anche in Slovenia perché comunque è il nostro territorio, è lo stesso territorio. Forse i vini sono allo stesso livello, ma comunque io devo dire che i nostri sono un po' meglio, insomma, di quelli che si bevono a Brda. Mužič, risponda. No, tudi jaz recimo, kar se tiče v odnosih z Italijo, ve se, da občina Brda je izrazito obmejna občina, tako jo predstavljam, tudi če sem na Dunaju mogoče, in ko rečem, da dobre 2/3 občinske meje tvori meja z Republiko Italijo in tako mejimo kar na 5 občin, tako na Števarjansko občino, ki je naša tudi pobratena občina, tudi Krminska občina, je naša sosedna občina in tudi z njo smo pobrateni, z drugimi se delamo pa fajn prijatelji. No in mislim, da te kontakte jih kljub temu imamo. Prej smo poslušali predgovornike, ravno vsem bi se ne strinjal s tem, ravno tako slabo, tudi vse ni daleč od tega. Se zavedamo, da živimo v nekem enotnem, geografsko, zgodovinskem, pa tudi nasploh, tudi na gospodarskem področju imamo nekako skupne probleme, iste zadeve, ki jih moramo reševati in tako da teh kontaktov in teh obiskov je kar precej. Če ste omenila prej Ljubljano, verjamete, da dosti bolj pogosto sem tu po raznih italijanskih občinah, imamo celo prijateljsko občino Priverno v Italiji, Teralba na Sardiniji celo in da ne rečem, da smo pobratni tudi z občino na Avstrijskem Koroškem, tako da več teh komunikacij je, teh ne, bom rekel, direktnih kontaktov, kateri dobesedno bolj rodijo sadove kot neko dopisovanje in po nekih telefonih kontaktih. Tako da to se strinjam s prijateljem. Mogoče, da še malo premalo sva skupaj s Patatom, bomo poskrbeli, da bo v naslednjem obdobju boljše. Super. Vi ste omenili skupne probleme, če bi se tem izognili, kaj lahko politiki naredijo jutri za to, da v panogah, kot so vinarstvo, turizem, kmetijstvo, okrepimo čezmejno sodelovanje, na kratko? Ja, bom zelo kratk. No. Resnično to, kar je bilo prej izpostavljeno, sigurno so veliki problemi. Ste mogoče bila malo prehuda s prejšnjo skupino, ko je bila tu, ko ste bila kar kritična na njih. Jaz verjamem, da ti ljudje se še kako trudijo sodelovati in iščejo načine,
kako spraviti v ta prostor čim več ljudi. Prej je bilo rečeno iz Amerike, ja, magari iz Amerike, Japonske, Kitajske, pa z Indije. Tudi z njimi smo začeli se v Brdih povezovati tako, da če bomo hoteli se mi seliti komotno, ko pokličemo Indice in Kitajce, mi bomo morali iti kam drugam. Resnično, občina je tista inštitucija, verjamem, da tudi tu v Italiji velja isto pravilo, da je občina tista inštitucija, ki je dolžna, jaz pravim to, ustvarjati ugodne pogoje za ekonomski, gospodarski razvoj. V občini Brda mi lahko verjamete, da tu vidim ogromno mojih občank in občanov, morajo priznati, da na tem se dela. In če ste prej omenila tudi recimo sodelovanje neposredno tu ob meji, tudi gospod Sojini, ki sedaj ga ni več tu, vem, da prvo leto, ko je nastala občina Brda, se pravi leta 15 v prejšnjem stoletju, smo občina Brda bili pobudniki za skupen nastop na vinskem sejmu na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Takrat smo nekaj začeli in tudi danes še ta stvar deluje, ni pa zaživela v tistem kontekstu, kot smo želeli, in zaradi tega pravim, te stvari grejo malček na daljše roke. Prepričan sem, da mladi, ki so za nami, bodo zgubili to mejo tudi v glavah. Mi, nažalost, jo še imamo. Lei Patat cosa mi risponde? Io penso che sia compito anche delle istituzioni quelli di collaborare, di favorire la collaborazione appunto transfrontaliera, anche perché il settore vitivinicolo, per quanto riguarda la nostra città, Cormons, ma anche per quanto riguarda l'intero Collio sloveno, è uno dei settori portanti della nostra economia. E tenendo conto che diciamo, il futuro va visto anche in questa prospettiva, nel senso che uno dei settori che potremmo incentivare, potremmo favorire sarà proprio quello del turismo. Il turista ovviamente nelle nostre comunità che cosa può trovare? Può trovare indubbiamente un territorio gradevole, piacevole, molto ben tenuto e curato. Naturalmente può trovare diciamo, la storia, nel nostro territorio può trovare la storia, può trovare l'enogastronomia, quindi abbiamo una cucina che mescola assieme diciamo, il meglio della cucina friulana, della cucina slovena, della cucina anche austriaca e naturalmente diciamo, i vini nostri che soprattutto i bianchi riteniamo possano fare bella figura in ambito internazionale anche se noi siamo piccoli, ma indubbiamente la qualità dei nostri vini sono eccellenti e quindi possono battere qualsiasi avversario. Grazie. Z nami sta bila Franz Mužič, župan občine Brda, e Luciano Patat, il sindaco del comune di Cormons. Grazie.
Da bi izgovorjeno bilo poslušano, poslušano dojeto, dojeto sprejeto, sprejeto zadržano, zadržano obdržano in obdržano ugrajeno v naše vedenje, mora biti sporočilo izgovorjeno z ljubeznijo. Con noi abbiamo Marica Rožič, centenaria di San Floriano del Coglio. La signora Maria Paussa non è potuta partecipare perché ieri si è ammalata. Gospa Paussa ne more biti prisotna, ker včeraj je namreč zbolela. Dobar dan, gospa Marica. Torej, per raggiungere la sua veneranda età è stato più importante l'amore o il vino? Amore! Mi confidi una cosa, come sono gli abitanti del Coglio maschi? Perché io vengo da Trieste, non conosco. Come sono gli abitanti del Coglio maschi, i maschi del Coglio? Buoni, lavoratori prima classe. Gli sloveni, i friulani e gli italiani, insomma, gli abitanti del Coglio e di Brda, si amano in modo diverso? Če ne poveš po slovensko. Ja. Slovenci, furlani in italijani, v eni besedi brici, se ljubijo drugače? Enkrat ja, a zdaj je pa vse drugače. Enkrat so mogli duhovniku, da je povedal, kako se spolno živi. In zdaj je drugače? Zdaj je drugače. Ljubezen, gospa Marica, je pravo sredstvo za spajanje Brd in Kolja? Ja, to je odvisno od zdravja in od volje dobre, ne? Če je otrok vzgoje zmihnja, postane kmet, postane delavec. In če ne je študent. Prebivalec Kolja, ki se zaljubi, postane bolj inteligenten, bolj neumen ali bolj škrt? Bolj inteligenten. In bi povedala nam in vsem prisotnim, ki so malce mlajši, recept za tako dolgo in srečno življenje? Ja. Jaz vam povem, da jaz nimam nič dobrega za povedati. V mojem detinjstvu zdaj ne existira več. Enkrat lahko v Afriki so živeli taki otroci, ki so živela jaz. Allora, successo ker je moj tata umrl, mama je jokala. In potem je rekla moja teta, ki ni imela otrok, ne jokati, je rekla Pepa. Je rekla, saj je rekla, bomo vzeli mi za svojo Marico, bo naša. In res tako se je zgodilo, sem šla proč od doma, ker sem imela 8 let. Še mislila moja mama, ena usta ne za jesti, da se bo 9 družina. Hitro po vojni je bilo grozno, kriza močna. Allora, eden me za jesti, in tako sem šla kje. Ni bilo ne za jesti, ni bilo ljubezni. Jaz sem šla kje, mene mi nima urad nobeden. Jaz sem morala samo delati, že imela. Če bi bilo zdaj, bi jih zaprli. In tako sem preživela tudi tisto, makar sem prišla enega 14-15 leto. V mojem srcu se je drugače dogodilo, na moji strici teta niso vedeli, veš.
Allora jaz sem morala biti doma, ker je zgorila Ave Marija, došla sunce zgori. Pustiti se moje prijateljice pred domov in moliti rožni venec. Ti ne vem, ki povedati. Kaj se je godilo v mojem srcu? Ne verjamem. Teta je molila, ma jaz ne, Potem leta so šle. Ja, težke so bile, zelo težke. Potem sem spoznala, neka fanta, je stal 200 metrov proč. Se je klical Tonče. Ano, ker smo bili otroci, smo bili zmeraj skupaj, ne? In potem tako je šlo naprej, da smo se tudi že ljubili. Ne morem popisati. Moji stric in teta so bili koloni, nisem imeli nič. Jaz nisem imela nič. Nič. Allora je pisal Drufoka Marjan, v Vestniku Števeljanskem, je rekel, kako je rekel, je živela tista Marica Antonče, je rekel, stric ni imel nič, teta ni imela nič. Allora je rekel, so živeli od ljubezni. Tako je bilo, so rekla. Od ljubezni smo živeli. A s tistem jaz sem premagala vse. Tudi če je prišla ne vem kakšna kriza. Tudi če je bilo ne vem kaj. Za mene je bilo vse naravno. Zato bi sem bila že trenirala. In smo se imeli radi in to je bilo za mene neskončna ljubezen. 13 let tega življenja sem imela do vojne z mojim Tončetem in sem rodila 4 sinove in eno zlato hčerko Dragico. Jaz je nisem imela kaj darovati. Nisem imela denarja, nisem imela zemlje, nisem imela nič. Darovala sem jim ljubezen. Da še danes vseh 5 družin, vseh otrok živih imam, hvala Bogu, in se jih navadila tako in tako delajo, da se ljubijo še danes med seboj. In to je zasluga in to je moje zadoščenje, da sem preživela in da so moji otroci še živi vsi. Ni pomagalo, da je moja teta molila. Nič. Zdaj, ki sem postala 100 let, da, zdaj sem postala 100 let, en mesec. Zdaj pa molim. Zakaj? Zato, ker si kratkočasen in molim za moje družine, da bi bili zdravi in da bi se imeli radi in to je vse. Življenje je takšno, sprejmi takšno, kakor je. In ga boš nesla. In če ne, je konec. In torej pomembna je ljubezen. Ljubezen! Z nami je bila Marica Rožič, 100-letnica iz Števerjana. Čestitke, hvala.
scuole rispecchiano la società. Per creare un'atmosfera pedagogica stimolante è essenziale comprendere, accettare, indirizzare correttamente e armonizzare le differenze e le particolarità di tutti i componenti della classe. Z nami so Tulio Donda, profesor na nižji srednji šoli Giovanni Pascoli v Krminu, Vesna Filej, ravnateljica osnovne šole Dobrovo, Tanja Colja, avtorica knjige Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju in David Bucinelli, oče učenke na osnovni šoli Ludviga Zorzuta v Bračanu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli. Per i bambini il bilinguismo è qualcosa di naturale, per i genitori un'occasione, per gli insegnanti una sfida o una tortura. È così, Tanja Colja? Ja, torej, dober večer sem. Jaz sem tudi učiteljica, poleg tega sem napisala to knjigo, to raziskavo. Dvojezičnost je za otroka gotovo nekaj naravnega. Če otrok pride v stik z drugim jezikom že od rojstva, je to spontano, usvaja ta jezik s poslušanjem, z govorenjem starši, v bližnjem okolju, v šoli, vrtcu. Če pa sreča jezik, drugi jezik recimo nekoliko pozneje, v šolskem obdobju, v letih med 6. in 12. letom, je ta naravnost malce drugačna v smislu, da se tega jezika uči, ga ne usvaja več spontano. Kar pa še ne pomeni, da ne doseže enakih rezultatov in enakega nivoja poznavanja jezika kot ostali sovrstniki, ki so dvojezični od rojstva. Kar se tiče staršev, je gotovo, da je to za starše ena priložnost, ker nudijo svojim otrokom eno novo priložnost, nekaj novega, nekaj več. Za učitelje pa je izziv, ampak je tudi priložnost, ker lahko na podlagi tega spreminjajo njihove pristope, metode dela, in se sami učijo tudi od otrok nečesa novega. Je pa muka, če ne verjamejo v dvojezičnost, če ne verjamejo, da je to nekaj pozitivnega, da je to nekaj dobrega za otroka, za skupnost, potem postane lahko muka. Upoštevajoč sodelovanje med šolama, je izobrazba, ki jo nudita osnovna šola Dobrovo in Bračan, premalo ali precej podobna? Vesna Filej. Ja, jaz mislim, glede na to, da zelo podrobno ne poznam programa, vendar pa mislim, da slovenske šole v Italiji imajo zelo podoben program, tako da mislim, da je ta izobrazba tudi zelo podobna. Tanja Colja. Ja, sicer učni načrti so nekoliko drugačni, program je nekoliko drugačen, slovenske šole pa sledijo učbenikom, ki jih uvaja Slovenija recimo, razen seveda italijanskega učbenika, in torej se slovenske šole sledijo smernicam, sledijo postopku poučevanja, ki ga imajo v Sloveniji. Kar je gotovo sličnega je to, da se posvečamo tudi laboratorijem, delavnicam in vsem stvarem, ki bogatijo otroka. Quanto è importante che ogni paese abbia la sua scuola, Bucinelli? Molto importante, visto i risultati della scuola Plessiva che si è spostata a Brazzano, mentre fino a quando era stata Plessiva creava un gruppo di lavoro dagli alunni o ex alunni ai genitori che lavorava attorno a questo nucleo scolastico. Con l'andare a Brazzano un po' di questo si è perso. Filej? Ja, tako, zdaj bi jaz rekla, da mi pri nas prav vsaki vasi šole ne moremo imeti, ne, mi imamo pač šolske okoliše, ki so določeni, seveda pa imamo zelo radi našo podružnično šolo v Kojskem in prav gotovo bomo jo še naprej negovali in razvijali, ker je to zelo pomemben element življenja na vasi. Quanto è importante l'attività extrascolastica nei paesi per la conoscenza della cultura del territorio e dei tempi in cui i giovani si trovano a crescere, Donda? Ma io credo che l'attività extrascolastica sia sicuramente importante e fondamentale, però io direi che farei un passo indietro, è l'attività scolastica che è fondamentale e io credo che su questo siamo abbastanza carenti.
Io percepisco nei nostri alunni, ma credo che sia così per tutti, una profonda diffidenza nei confronti dei vicini sloveni e soprattutto colgo una profonda ignoranza da parte nostra, adulti, ma poi questo la riversiamo nei confronti dei ragazzi, una limitata curiosità forse, e io credo che noi dovremmo lavorare veramente tanto. Il passato ci insegna come noi dobbiamo non solo vivere in pace, ma dobbiamo superare l'ignoranza reciproca. Siamo in un momento in cui l'Europa, mi sembra, dia segnali inquietanti, ritornano nazionalismi, ritornano settorialismi. Noi siamo un piccolo territorio che però in qualche modo riflettiamo tutto questo e se vogliamo che in futuro tutta una serie di fenomeni non si ripetano, è il caso di lavorarsi molto seriamente già adesso. Buzzinelli, in estrema sintesi. Sicuramente è fondamentale, visto che la scuola attualmente sembra che insegni la lingua slovena ma non insegna più la cultura slovena e secondo me questa è una lacuna che bisognerà cercare al più presto di evitare, per il semplice motivo che chi si avvicina alla scuola slovena non è per imparare prettamente la lingua, ma sicuramente anche le tradizioni e la cultura del popolo sloveno. Filej. Ja, mi seveda v okviru učenja tujih jezikov, v okviru učenja tujih jezikov učenci spoznavajo tudi dežele in kulturo in navade. Seveda pa mi sodelujemo tako z zamejskimi slovenskimi šolami, kot tudi z italijanskimi šolami in na ta način se seveda učenci povezujejo. Ponavadi so to druženja v naravi, na kulturnih in športnih prireditvah, seveda pa vedno tudi poskrbimo za to, da se vsaj v delčku teh srečanj predstavi tudi posamezna dežela in značilnosti. Colja, zelo, zelo na kratko. Tudi jaz se strinjam, da je poleg šole pomembno tudi, da otroci spoznavajo kulturo izven šole, slovensko kulturo izven šole, ker šola ne more vsega. Gotovo uči jezik, uči literaturo, uči poezijo, prozo, delček kulture, praznike, praznovanja, vsega pa šola ne more, ne uspe. Gli abitanti di questi territori sono diversi già da bambini, Donda? Sicuramente sono diversi, sicuramente rappresentano storie, trascorsi, vissuti, però sta la grandezza della situazione. Questa diversità è un'occasione di incontro, un'occasione di dialogo. Se non fossimo diversi, di cosa parliamo? Parleremo sempre delle stesse cose. Più che la diversità, che è un'opportunità, io colgo nelle ultimissime generazioni, forse perché ormai comincio a essere vecchietto, e colgo piuttosto una omologazione, un identificarsi nel ruolo di fruitori da una parte e di spaesati dall'altra, perché la situazione ci porta soprattutto i nostri ragazzi ad essere spaesati, e questo forse è il punto più focale su cui noi dovremmo riflettere forse. Meni se zdi, morda se motim, da v pol temi vidim v dvorani Alessandro Schettino, ravnateljico Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komeli iz Gorice. Dober večer, dobrodošli. Vi imate podružnice v Doberdobu, Mirnu in na Plešivem. Zakaj ste izbrali, da je šola prisotna na terenu? Dober večer, buonasera a tutti. Non abbiamo scelto noi di essere presenti sul territorio, ma è stato il territorio stesso a richiedercelo. Devo dire, per riuscire ad avere un ruolo fondamentale nel territorio. Come insegnanti che promuovono l'educazione e la cultura e siamo di supporto alla scuola, ritengo abbiamo un ruolo privilegiato e allo stesso tempo un ruolo di grande responsabilità. Privilegiato in quanto insegniamo ai ragazzi un linguaggio che è la musica, che è un linguaggio universale, che serve per confrontarsi, per crescere insieme, ed è questa la grande responsabilità che abbiamo inoltre verso questi ragazzi, dove veramente
nelle nostre aule, nella nostra scuola a Plessiva come nelle altre filiali che abbiamo sul territorio. Cerchiamo di fare con professionalità e allo stesso tempo di riuscire a trasmettere a questi bambini, poi ragazzi, l'amore per la propria terra anche nel linguaggio musicale e nella letteratura musicale. Grazie mille a tutti. Sono stati con noi Tullio Donda, docente della scuola primaria Manzoni di Cormons, Vesna Filei, preside della scuola primaria di Dobrovo, Tania Azzoli, autrice del libro Letteratismo emergente in ambiente bilingue, e David Buzzinelli, genitore di un alunno della scuola primaria Zorzut di Brazzano. Grazie. Hvala. Teritorijem pomeni valorizirati in interpretirati preteklost s pogledom na prihodnost, opirajoč se na posebnost okolja, po katerih smo prepoznavni in ki oblikujejo identiteto našega teritorija. Con noi abbiamo Stefano Cosma, giornalista e pubblicista, ottimo conoscitore del territorio del Coglio, Andrej Markocic, direttore dell'amministrazione comunale del comune di Brda, Mara Černic, vicepresidente della provincia di Gorizia, e Sandra Turco, presidente della sezione locale di Dolenia della Coldiretti. Buonasera a tutti e benvenuti. La politica è un passo avanti o indietro rispetto allo sviluppo del territorio? Černic. Hvala. V kakšnem jeziku? Kot želim. Ja, kot želim, dobro. Politika v Brdih, mislim, da je politika še nazaj, glede na razvoj teritorija. Politika ni dojela potencial tega teritorija, čeprav smo ga danes zelo lepo opisali, predvsem iz protagonistov, ki tukaj vsak dan živijo, ma lahko trdim, da je politika nazaj v tem pogledu. Markocic. Jaz se malo drugače gledam na to zadevo. Jaz politiko lahko doživljam osebno, tako in tukaj bi rad začel. Danes pri kosilu smo se ženo, hčerko, sicer nima še pravice glasovalne, ki ima 2 leti, diskutirali, kakšno barvo dnevne sobe bomo barvali. Kdo je zmagal, si lahko predstavljate, ampak tako osebno doživljam politiko tudi v družini diskutiramo z argumenti in sprejemamo odločitve, to je politika. In če gledamo kot neko lokalno skupnost, državo pa širše, mislim, da edino skozi politiko, mislim, da drugega sistema, govorimo o demokraciji, ne poznamo, lahko edino tukaj ti ljudje, ki so pripravljeni tudi nekaj svojega časa, energije, vloži tudi za skupno dobro, lahko samo ti ljudje v teh, bi rekel, ali so v
občinskih strukturah ali pa državnih, spravi lahko odločajo in pozitivno sprejemajo neke odločitve za razvoj ali svoje lokalne skupnosti, države ali pa širše. Tako da ne glede kako danes mogoče gledajo nekateri, pa gledamo politiko malo negativno, mislim, da je to edini način in tudi mislim, da politika, če vedemo skupne cilje, tiste cilje, ki jih imamo v neki lokalni skupnosti ali pa državi, jih lahko samo na tak način realiziramo. Cosma. Ma la politica mi pare che purtroppo tante volte sia indietro rispetto al territorio, anche se ci aspettiamo l'inverso, che la politica aiuti lo sviluppo del territorio, aiuti anche in questo caso i due territori a collaborare, a trovare quell'unità che avevano da sempre. Forse la politica europea ci ha dimostrato che talvolta si può guardare avanti. Turco. Anche secondo me la politica è un po' indietro in questo senso. Se parliamo del livello locale che rappresento, che vivo, posso dire che la politica dello sviluppo del territorio, ovvero non si può parlare di politica di sviluppo di territorio senza parlare della cura del territorio. E la cura del territorio è fortemente legato alla presenza umana sul territorio. Io vengo da un paese in cui in 90 anni la popolazione si è ridotta ad 1/3 di quello che era. Da 1500 ora contiamo 400 e quindi io leggo molto questi numeri alla cura del territorio e quindi allo sviluppo. Čutite pomankanje sposobnih profesionalnih figur za posamezne resorje? Markočič. Sem dejal, ko delam politiko, je širša zadeva in tukaj gre skup ljudi, ki skrbi za nek razvoj kraja, ki se zavzema tudi za vprašanja ostalih ljudi, svojih sovaščanov ali pa svojih sodržavljanov. In nikoli se nisem, niti osebno, in verjamem tudi drugi, s katerimi delujem in sodelujem, da bi si mislil, da vse vemo in da poznamo vse odgovore. Tako da bi rekel, ljudje, ki imajo določena znanja z posameznih področji, so zmeri dobrodošla. Samo osebno si želim zmeri več takih ljudi zraven, od takih se da tudi naučiti in iti skupaj naprej. Podarjam, skupaj iti naprej. Cosma. Forse è una domanda che bisognerebbe fare ad altri, visto che io sono, spero, uno di quei professionisti, almeno nel settore della viticoltura, del turismo. Però mancano, scherzi a parte, dei leader in questi settori. Dei leader forse nel settore del turismo che riescano a fare squadra e a trainare, mancano anche nella politica, lo dicevamo poco fa, persone che riescano a guardare più avanti e a non essere intimorite, a non avere diciamo, i propri progetti deviati magari da pregiudizi. Turco. Dunque, non sento tanto la mancanza di figure professionali a livello tecnico come la viticoltura, l'enologia, perché abbiamo un buon livello di formazione scolastica. Per quanto riguarda il turismo, più che figure professionali vedo che manca la collaborazione e sinergia, perché il turismo spazia dall'enogastronomia, però il Collio offre questo, però non offre il mare, e bisogna unire mare, montagna, storia, enogastronomia e relazionare tutti questi settori, quindi manca forse, secondo me, la sinergia. Černic, lei cosa ne pensa? Io penso questo, che sicuramente nella cultura, nella viticoltura no, se prendiamo questi 4 settori di lavoro, penso che sia a livello culturale abbiamo delle grandi eccellenze nel nostro territorio, che sia Collio, Brda, che sia italiano, sloveno, penso che la cultura sia a un buon livello. Così penso anche per la viticoltura, il livello di professionalità che viene dimostrato ogni giorno nel lavoro dei nostri viticoltori è molto buono. Invece penso che sul turismo e sulla politica ci sia ancora strada da fare. Lo dico per il sistema turistico, dico questo, io conosco dei grandi che fanno turismo in modo eccellente nel nostro territorio, ma sono dei singoli e questo è il problema. E la forza, quello che poi la politica dovrebbe riuscire a fare, per quello dicevo prima che non c'è la politica ma è il territorio che in questo momento la sta sopravanzando, la politica dovrebbe creare un sistema
di base che permetta a tutti di arrivare a un certo livello, a un buon livello, e poi alle eccellenze di emergere, alle singole eccellenze. Invece oggi ci ritroviamo con singole forti eccellenze che sono per noi tutti motivo di orgoglio, grandissimo orgoglio, ma noi abbiamo bisogno per avere uno sviluppo anche economico, che sia economico e culturale, che siano opportunità di lavoro, che sia uno sviluppo, diciamo, a tutto tondo, di un sistema, di un livello di qualità di sistema. Non può esserci uno bravissimo e 100 che non sono bravissimi. Questo non può funzionare. Questo è un momento del turismo in cui siamo proprio all'anno, insomma, abbiamo ancora molto da lavorare, secondo me, per arrivare nel settore turistico a un livello professionale condiviso da una larga fetta di tutti gli operatori. E la politica è quella che dovrebbe aiutare, sostenere, stimolare, creare le condizioni per arrivare a livelli di sistematicità, di buona qualità, che vuol dire essere competitivi. Cosma, in estrema sintesi, in 2 parole, quale caratteristica, valore o idea ruberebbe a Brda per regalarla al Coglio? Il Brda potrebbe dare tante cose al Coglio, le bellissime colline che ha molto più numerose, il paesaggio, la genuinità di aspetti legati all'agricoltura. Forse però basterebbe che desse al Coglio le belle donne, le bricche del Brda. Così i produttori del Coglio più innamorati magari darebbero il marchio Coglio a quelli del Brda. Vi, Markočić, kaj mislite v obratni smeri? No, mogoče več, ne samo Koljo, celotne Italije čutim, da bi nam lahko podali malo več igrivosti, malo več nasmejanosti, večja smisla na humor tudi v teh časih, ki so danes. Brda imajo približno 2000 hektarjev, Koljo pa 1400 hektarjev obdelane površine, porasle z vinogradi. Biti majhen je včasih lahko prednost, Črnic? Včasih biti majhen je prednost. Biti majhen pomeni, da si lahko bolj, si dovoliš večjo pozornost na detajlih, si lahko dovoliš iskanje kvalitete, si lahko dovoliš drugačen tip dela. Včasih biti majhni je lahko prednost. Il più delle volte però essere piccoli può essere sia ha le sue buone peculiarità e quelle cattive. Quando si è troppo piccoli bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e c'è da dire che anche questo dobbiamo lavorare a imparare insieme. È sempre facile, siamo tutti bravi a dirci collaboriamo, lavoriamo insieme, ma sì, mettiamoci insieme, facciamo, ma poi vediamo che anche quando 2 associazioni devono collaborare fanno fatica. Ci vuole una grandissima capacità di mettersi in discussione, una grandissima pazienza, una grande capacità di accettare e capire l'altro per lavorare insieme. E allora da piccoli forse possiamo diventare più grandi e in questo essere piccoli essere anche interessanti. Cosma? Forse bisognerebbe aggiungere una nota che è solo dal 1947 che esiste Brda e Collio. Prima Brda e Collio o Quei in Furleano erano nomi che si davano a un territorio. Se per 60 qualche anno sono contenti di rimanere piccoli, rispettiamo la loro scelta, ma credo che dopo questa esperienza di piccoli territori si debba ritornare a un territorio grande e unito. Projekt Vile Vipavže bi bil brez Evrope mogoč, Markočić? Ja, bi bil mogoče bi bil tako, da bi eden izmed naših vaščanov pa vaščank dobil na super enaloto res ogromen dobitek. Jaz bi zaželel kakmu in potem bi lahko s tem davkom, ki bi ga mogel plačati občini Brda, bi lahko obnovili ta grad, drugače pa vsekakor ne. Ta projekt brez evropskih sredstev, brez 12 milijonov evrov, ki smo jih dobili strani Evrope, enostavno ni mogoče ga izvesti. Mogoče poudarim, da kar se v občini Brda gradi na infrastrukturi, je 90% bi rekel investicij, ki vidite, gre z evropskimi sredstvi. Brez evropskih sredstev enostavno se ne da kaj dosti narediti. Se in Brda o nel Coglio vivessero ad esempio i tedeschi, oggi la situazione sarebbe migliore, Turco? Più organizzata in questo senso, dico. Ma io personalmente mi sento più vicina alla mentalità germanica, vogliamo dirla così, piuttosto che, diciamo, verso il sud dell'Italia come mentalità. E, infatti noi
abbiamo avuto, no? Viviamo di un retaggio, abbiamo un'eredità dell'impero austro-ungarico che ricordiamo con nostalgia. Quindi io credo di sì. Grazie mille, hvala lepa vsem. Z nami so bili Stefano Kozma, časnikar, publicist, vsestranski poznavalec polja, Andrej Markočič, direktor občinske uprave občine Brda, Mara Černic, podpredsednica pokrajine Gorica in Sandra Turko, predsednica Združenja Koldiretti krajevne sekcije iz Dolenj. Hvala lepa. La comunicazione efficace tra due persone si ha quando il destinatario interpreta il messaggio secondo le intenzioni del mittente. La comunicazione efficace dipende quindi dall'efficacia della trasmissione e della ricezione. In questa parte conclusiva la domanda è solo una. V zadnjem sklopu je vprašanje le eno in sicer naslednje. Kje bi vi začeli pri izboljšanju interpretacije skupnega prostora? Da dove iniziereste per migliorare l'interpretazione del territorio comune? Gostje pa ste vi, dragi poslušalci, mi smo s pogovorom že začeli. Čas je, da z njim nadaljujete v sosednjih prostorih v še bolj sproščenem vzdušju ob kapljici briškega vina. Obenem pa vse vabim, da si ogledate razstavo, ki sta jo pripravila Fotoklub skupina 75 iz Števerjana in Društvo briških likovnih ustvarjalcev Dablo iz Šmartnega. Lep pozdrav vsem in prijeten klepet še naprej. Un cordiale saluto a tutti e buona chiacchierata.